Guido Bernardi, lei guidato dalla passione storica per questo territorio, si è occupato della ricostruzione delle tappe dell'oratorio di San Michele qui a Ogliano. Sì. Quali sono le nozioni fondamentali che bisogna sapere su questo gioiello storico? Allora, si tratta di un edificio sacro rurale tipico delle zone e più o meno dovrebbe essere risalente al 1600-1700. Esisteva però già molto prima perché le notizie storiche che abbiamo risalgono al 1350, mi pare che sia, e quindi è molto più antico. Lei prima nella sua esposizione insomma, sottolineava il fatto che questo luogo, questo oratorio, vede delle lacune storiche e comunque è stato oggetto anche di passaggi di proprietà tra le varie famiglie del territorio. Magari può spiegare meglio questo aspetto per chi non conosce questo territorio. Allora, l'edificio, come era abitudine all'epoca, aveva un beneficio, cioè una piccola rendita per poter mantenere un religioso che venisse qualche volta a fare la messa. È passato dalla parrocchia di Colle Umberto, all'epoca si chiamava Colle, e poi è passata alla famiglia del giudice, famiglia Canal, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla confraternita, alla scuola del Santissimo Sacramento, che è praticamente l'ultima famiglia religiosa che l'ha avuto in beneficio. Poi è passata alla famiglia Lioni e poi via via tutti i vari proprietari che si sono succeduti fino ai giorni nostri. Dal suo punto di vista di appassionato che si è occupato della ricostruzione storica di questo luogo, valorizzare edifici storico-religiosi di questo tipo e ricostruire la loro storia, che cosa rappresenta per le comunità e per il territorio in generale? Allora, se non abbiamo cura del nostro passato, non possiamo comprendere ciò che siamo adesso e non avremo futuro. È importante avere cura di ciò che i nostri predecessori ci hanno lasciato.